È una giornata importantissima e, come ho detto nel mio intervento, non deve rimanere una giornata da dimenticare. Il Milite Ignoto è stato e rimarrà sempre il simbolo dei simboli, un corpo spogliato da un tragico destino dell'identità personale e col suo anonimato ha rappresentato e tuttora rappresenta l'elevazione del sacrificio individuale. La città di Bassano celebra la sua memoria che diventa cemento identitario di un popolo che si riconosce in avvenimenti. È nostro dovere a tutti i livelli, dall'insegnante della scuola elementare a noi istituzioni, a non far dimenticare i nostri giovani cosa i giovani del tempo di 100 anni fa hanno fatto per permetterci di essere tutti qui oggi. La cerimonia è iniziata in Viale dei Martiri, dove hanno avuto luogo gli onori al gonfalone alzabandiera seguito dall'Inno d'Italia e successiva marcia solenne e trionfante verso la caserma Cimberle Ferrari, seguita dallo scoprimento di una targa a ricordo dell'evento e deposizione di una corona e di 11 crisantemi per mano di una piccola che rappresenta la speranza e il futuro per non lasciare nell'indifferenza la narrazione delle vittime. Ho la speranza che tutto questo non venga dimenticato e ho fiducia che fra 10 anni siamo qui a ritrovarci ancora a commemorare il Milite Ignoto. Un percorso di memoria che lega tutto il tessuto sociale dei valori civili che partono dalla famiglia, dove si creano le prime aggregazioni di valori importanti e dove viene trasmessa la storia alle future generazioni. Non possiamo ignorare più, non possiamo ritenerci ignoti o neutri, dobbiamo essere cittadini pronti, presenti, impegnati per onorare queste giovani vite.